Ok, e mentre il vento caldo dell'estate ci sta portando via, cercheremo di dare qualche dritta su Milazzo. Rimanete collegati con noi su TVN. Grazie per l'ascolto e buona serata. E allora ora con l'amico nostro qua ci spiegherà come si deve fare un giro in barca a Milazzo, va bene? Ora ce lo facciamo spiegare. Allora, a Milazzo io voglio fare un giro, quanto soldi devo spendere? Tu sei il signore della Quinta, giusto? E della Santa Maria, no? Anche della Rema. Anche della Rema, che è la Rema? La Rema è una corrente che si verifica dal Tirreno dallo Ionio verso il Tirreno al passaggio della Luna. E quindi io voglio fare un giro in barca, quanto mi costa? Io me la passo per lei male. È gratis, dottor Italiano. Per me lo so, ma per quelli che vengono di questi ragazzi vogliono fare un giro. Gratis per tutti, riempiamo. E quanto si paga orientativo? Dico, tanto per dire, una giornata di affitto. Dipende dal numero di persone. Ho capito, orientativamente 100 euro si fa il giro. Ma con 200 euro a persona siamo a posto. Con 200 a persona, non credo assai, di meno, quanto può essere? Di 100? Affittare una barca? Sulle 100, ok. E quindi affittano la barca e poi li prendono alle isole Eolie, giusto? Si perdono, no? Ma, ok. diciamo. Va bene, bravo. Questa è la tomba bizantina, purtroppo qualcuno intelligentemente si è scordato che era una tomba. Pazienza. Cose che succedono. Moda estiva, maglietta del Cactus, le vetrine di Milazzo. Le farfalline, paese delle farfalline di Beleni. Salga, venga, le faccio vedere la mia collezione di farfalle. No, io sono il paese delle farfalle grandi, dei farfalloni, guarda come volano. Un bellissimo effetto delle farfalle che volano. Queste sono le vetrine con le bellezze milazzese per fare shopping. Ciao. Souvenir di Milazzo, perché pure Milazzo merita i souvenir. Hai visto che belle Milazzo? La pizza. Ciao, in audio video da Milazzo, dopo una notte di fuoco di reperibilità ci ricarichiamo le batterie qua con l'amico Bartolo nel suo antro ciclopico. Buona visione. Allora, questo è un carretto siciliano, giusto? La sponda. La sponda del carretto e l'hai fatta tu? L'hai comprata? Questa l'ha fatta l'artista Pino Nicosia. Pino Nicosia di dove, scusa? Di Milazzo. Questa invece è proprio un'antica, è una chiave di carretto siciliano sotto in basso. La chiave di carretto siciliano, bellissima, tutta fatta con scappellino, maestro di Dash, di scappellino. Si chiamava Milone. Milone. Adesso andiamo a battaglia. Autobotte ferite e chi di costiamo. Altra battaglia, famosa battaglia di Milazzo, no, di Milazzo, no? Quando i saraceni. Quando arrivarono i saraceni, mamma di turchi, giusto? Con Angelica. Angelica. Esce leggermente una tetta da fuori. Dove è Angelica che esce la tetta di fuori? Angelica, villa di lusso, una vera donna siciliana superdotata, diremmo, col senno di poi. Ho capito. Qua pare che il tempo si è fermato qua a Deboli, qua, come il Cristo si era fermato a Deboli, qua il tempo si è fermato. Milazzo il tempo non scorre, per fortuna, almeno speriamo, perché quando scorre fanno solo danno. Ecco l'occhio, simbolo di Milazzo, del malocchio milazzese che imperversa sulla città. Gli gnomi, questo che è il folletto che hanno visto là a Capo Milazzo, nella Villa dei Misteri. Sempre pupi siciliani bellissimi, colorati, è il simbolo di Milazzo, gli occhi, che poi dice che era un simbolo di origine probabilmente egiziana. Ma che vuole dire sti occhi? Scarabeo. È un scarabeo, che vuole dire?
Che vuol dire? Qua dice scarabeo. Usuli quando affaccia per tutti, quindi probabilmente segnava il solstizio. Un bel volto siciliano di una donna tra araba, normanna, sveva, angioina. Che Milazzo siamo inquinati, ma siamo anche figli un po' di ciascuno, no? Questo è il vantaggio, che come si suol dire gira il seme. Complimenti, belle queste cose, queste le realizzate voi. Quindi quando vengono a Milazzo in vacanza possono passare da te sicuramente qualcuno, vero? Gli ultimi lavoretti. Questo è Polifemo, perché a Milazzo era affetto dalla patologia dell'ipotalamo e quindi aveva un occhio solo, l'altro era andato via col tumore. Abbiamo, aspetta, abbiamo la versione Trinacria Mini futto, bene, la con parola la traduzione in italiano. in italiano si dice 11 scidica, 11 chiovici scidica, che significa che non mi interessa più di tanto, anzi me ne frego. Poi Questo è il famoso detto siciliano, talia come s'annaga. Talia come s'annaga, ma questo a Palermo, Palermo, tu idri, Palermo. Allora, questo è Milazzo, ma questo che significa qua con gli occhi? Non sappiamo. Poi abbiamo quest'altro. Tuppu. No, è culo tuppo un tap. Senza tuppo tap, culo tuppo. Senza tuppo basta che tap e come tap. Ho capito. Bellissimo, bravo. E chiudiamo qua in bellezza con i tuoi biglietti a 3 dimensioni. Ok, e allora da Milazzo è tutto, alle prossime, ciao. Saluto per TVN Milazzo, un saluto. Battolo, un saluto per TVN. Un saluto da Milazzo. Ciao. E qui che vi devo fare faccio?